Ed è arrivata la notte verde, siamo con il presidente della Croce Verde di Adria, Andrea Roccato. E che dire, avete fatto una cosa straordinaria coinvolgendo tutta la spiaggia, tutti i bagni. Quanto è importante per voi questa serata? Per noi questa serata è importante più che altro perché è il nostro modo per ringraziare tutti i volontari. È una serata dedicata ai giovani, ma è il nostro modo per ringraziare i volontari. Per noi volontari ovviamente è una grandissima soddisfazione vedere che il nostro lavoro sta dando dei risultati così importanti. Croce Verde in realtà non è solo ambulanza, anche tanti altri servizi che spaziano dal sociale ai servizi alle persone, quindi è tutto un insieme di attività che consentono di aiutare chi ne ha bisogno in vari modi. Lamberto Cavallari, vicepresidente di Croce Verde, ma non solo, vicepresidente nazionale di ANPAS, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza. Ecco, quanto è importante una manifestazione così e un'associazione come la vostra? Il problema è riuscire ad incontrare i giovani per far capire il valore del volontariato, e serate come queste ti avvicinano i giovani. Il mondo del volontariato deve imparare a dialogare con i giovani, e un modo per farlo è anche creare proprio punti di incontro in cui questi giovani, che in realtà sono molto attivi nel volontariato, perché ricordiamoci che in tutte le grandi tragedie nazionali sono sempre stati presenti con questo volontariato fluido, come è definito, e quindi questi momenti sono momenti di ringraziamento in cui si dialoga con loro. Ecco, la Croce Verde ha festeggiato poco tempo fa i 100 anni, o sbaglio? Siamo del 1911, ci stiamo avvicinando al 115esimo, che sarà il prossimo anno, quindi una storia ultracentenaria in cui siamo tutti, come posso dire, staffettisti che si passano la staffetta da uno all'altro. Potete dire di essere diventati maggiorenni? Più che maggiorenni, o non si diventa mai maggiorenni con queste cose? No, su questa cosa qui ci si migliora sempre imparando dalla propria storia. L'ANPAS nasce nel 1904, anche se le prime pubbliche sono del 1850, Adria è del 1911, quindi nasce 7 anni dopo la nascita della Confederazione di ANPAS, ed è stato uno dei soci che la... Presidente nazionale ANPAS qua a Rosolina Mare, naturalmente per seguire un'importante serata, perlomeno per la zona di Rovigo. Quante ne fate in giro d'Italia queste cose? Insomma, le pubbliche assistenze sono 936, quelle aderenti ad ANPAS, su 1200 sedi, quindi è come dire un continuo fermento di iniziative. Devo dire che la serata che Croce Verde oggi ha organizzato qui a Rosolina Mare è davvero una serata bella e che ha il pregio di coinvolgere la popolazione, chi si occupa dell'accoglienza turistica, i ristoratori, le attività che in questo luogo danno vita al luogo. In qualche modo rappresenta davvero quello che è il significato dell'essere pubblica assistenza, quindi non solo portare servizi sul territorio per le comunità, ma contribuire proprio a costruire la comunità. Lo stato di salute di ANPAS com'è? Ma allora, ad oggi ANPAS, o meglio le pubbliche assistenze che aderiscono ad ANPAS, contano oltre 100.000 volontari e volontarie e oltre 500.000 soci e socie. Uno dei problemi di tutto l'associazionismo è il ricambio generazionale. ANPAS, da questo punto di vista? Allora, noi abbiamo fortunatamente un nucleo di volontari molto giovani che accedono alle nostre pubbliche assistenze e che crescono dentro le nostre pubbliche assistenze.